Il problema dell'acqua pubblica è al vertice di un incontro che si svolgerà oggi a Favara presso la chiesa San Pietro e Paolo, dove saranno presenti le parti che rappresentano appunto il Girgenti Acque, la chiesa e le associazioni di categoria, il presidente dell'ATI. Ecco, quali sono i principali punti e quali obiettivi pensate di arrivare? Noi ce la mettiamo tutta a cercare. La volta scorsa abbiamo ottenuto che l'OTA ha messo nella carta dei servizi i 50 litri che spettano a persona, anche per chi non può pagare. Dove arriveremo non lo so, perché Girgenti Acque quello fa il suo conto e basta, e non vuole concedere niente. Lui lo fa solo ed esclusivamente, ne posso dare atto, che per la sua pubblicità, per dire che è un santo. Io non dico che è un diavolo, ma è qualcosa che non va, perché in una gestione di un bene pubblico non si può avere la gestione di un privato, il che è assurdo. Noi discuteremo di bollette, discuteremo di contatori, discuteremo di tutto, ma per arrivare alle conclusioni. La gente è invitata, anche dei paesi dintorni, se vogliono venire a difendere i propri diritti, perché per difendere i diritti non c'è bisogno di essere invitati. Io ovunque si parla dei miei diritti mi presento e vado a difenderli. Su questo stiamo parlando della riunione che ci sarà stasera alle 5:30 alla chiesa di San Pietro e Paolo. C'è anche un altro problema, ecco, circa 1 milione di euro destinati ai cittadini delle fasce più bisognose, se non verranno spesi dai vari comuni entro il 31 dicembre 2017 resteranno nelle casse di Girgenti Acque. In questo senso voi che appello fate e a chi aspettano le competenze per distribuire i fondi e poterli spendere? Dipende dai comuni, perché i fondi ci stanno, che vengono pagati dalle bollette di chi paga l'utenza e sono nelle casse di Girgenti Acque. Allora, se i sindaci si adoperano a spendere questa somma, perché è facoltà dei sindaci come spendere, che poi li portano all'ATI e l'ATI gliele fa avere, questi soldi rimangono nelle tasche di Girgenti Acque. È un diritto nostro che noi dobbiamo rivendicare con forza, perché altrimenti i soldi se ne vanno via e li lasciamo a lui. E quindi cosa deve fare il cittadino che vuole utilizzare, non può pagare le bollette? A chi si deve rivolgere, insomma, all'atto pratico? Il 2014 l'ATI manda una lettera a tutti i sindaci dicendosi di munirsi di un tavolo tecnico dove doveva controllare l'operato del gestore, cosa che nessun sindaco ha fatto. Con l'operato del gestore nascono anche i documenti validi, giuridicamente validi, cosa che i sindaci non fanno la diffida, fanno tutto fumo. Allora bisogna prendere le persone e dire: tu comune che stai facendo? Perché non ti muovi? C'è un diritto, lo vogliamo. Noi siamo di un comitato riunito di tanti paesi, dove siamo aperti a tutti. Chiunque vuole venire a difendere i propri diritti, io posso dare il mio numero di telefono, mi può rintracciare, perché siamo tutti autonomi ma uniti nello stesso tempo a difendere i nostri diritti, perché ce li hanno tolti.